resta irrisolta la questione se l'impantanarsi sia stata la bottiglia o tutto il paese? Beh, la bottiglia fa poca strada, rimane lì. Questo portinaio alla fine scrive la sua non inserzione, la sua inserzione, l'abbandona nella bottiglia, la metà della bottiglia compare nell'ultimo capitolo, insomma, e spera che ci sia un direttore dall'altra parte a trovarla. La trova invece un condomino, naturalmente, sarà il signor Ramirez o più che a lui, e si scopre che ha fatto pochissimi metri, delle due l'una, o il messaggio ha fatto poca strada o il paese è sempre lì. Ovviamente è ironico, insomma, è il paese che è sempre lì. L'ho detto all'inizio, sono ancora impantanati nei primi anni '80 in questa transizione infinita. Mi viene in mente quella prisma di Flaiano, sì, viviamo in un'epoca di transizione come sempre del resto. Vero, ma troppo vero per questo paese. Sarebbe ora che finalmente si riuscisse a voltare pagina, a fare qualche metro, a schiodarsi un po' da questa specie di impantanamento collettivo in cui ci troviamo. Il problema è che nessuno sa come. Dimmi Marco. Non c'è la volontà politica di farlo. Non c'è la volontà politica, non ci sono neanche le masse in piazza a richiederla in fondo, è tutto. C'è un'inerzia pazzesca. Le acque non ancora deificate, ma già torbide, è un riferimento al dio Po, all'epoca Bosch non aveva ancora raccolto ampolle, non era ancora neocentico, era ancora in una fase molto. Sì, Roma era ancora ladrona, insomma, sì, non sì. era ancora fonte di valori tradizionali. C'era ancora il manifesto, ti ricordi il manifesto? Tutto mi ricordo. Paga Somaro Lombardo. Taci e paga Somaro Emiliano, era sotto il Po. Certo. Capito, no? Mi capitò a Olomouc quel gruppo di veneti, tristissima vacanza a Scopereccia, insomma, si vedeva benissimo, mi guardarono e mi chiesero dove sei ti? Ho detto Lo sento T. più o meno. Dipende poi dai voti. Era molto culturale. Sì. Il modo fa Padano del Sud. È quasi divertente. Sì, purtroppo era serio lui. Cioè, a proposito di film, adesso del 2061, l'hai visto con la Barnacono e compagni, che dividono l'Italia, il modello rivista, c'è il muro sul Po, c'è il sultanato di Sicilia, c'è la piccola Russia che siete voi, e c'era tipo questa scena di voi vai al sud. Senza che nessun Veneto me ne voglia, se c'è, io ho visto un diagramma di flusso in Veneto all'università. Se sei giusto, tocca a me. Se sei sbagliato, fesiamo così, il diagramma di flusso all'università. In Veneto, quindi non Veneto, voglio dire, ci si può toccare tutto. Sì, mi hanno esposto Cartesio in Veneto a un esame. Ci ho seduto, io facevo l'assistente, ho detto ok, cominciamo, partiamo da Cartesio, poi mi ha detto Cartesio in Veneto. Quando finito adesso me lo puoi ridire in italiano, io non sono veneziano. È stata la difficoltà ad articolare un discorso. Ma sei italiano? Sì, mi fa perché? Io professore, no, non sono dentro. Quindi, se me lo puoi ridire in italiano, quanto mai non lo registrare. delle ancora certificate, mangiatore. Quando intervento